Questa sera con qdpnews.it siamo venuti a Follina. Vogliamo regalarvi una cartolina di Follina by Night. Come prima edizione possiamo essere pienamente soddisfatti, visto l'affluenza di pubblico, visto le cantine che hanno aderito alla nostra iniziativa come primo anno o anno zero. Abbiamo avuto diverse cantine che ci hanno anche supportato a livello di bottiglie e a livello anche di affluenza, portando qui i loro clienti a far vedere questa nostra prima iniziativa. Altra grossa novità, la cena di gara. Mi sembra che c'è un parterre d'eccezione stasera. Sì, è partita un po' come un gioco, perché l'inizio era Pit on the Street e volevamo fare una cosa un po' goliardica, poi invece si è tramutata in una cena di gala. Assessore, come sta andando sulle note del Prosecco Superiore di OCG? Ma sta andando molto bene, una manifestazione assolutamente che ha avuto successo, purtroppo il tempo non c'è stato amico e questo ha fatto tornare indietro qualche turista, però devo dire che soprattutto lo scorso weekend, che è stata fatta in concomitanza con i mercatini di primavera, ha avuto un grandissimo successo ed è assolutamente da ripetere nei prossimi anni. Nel 2015, quindi i dati riferiti all'anno scorso, in un anno abbiamo aumentato dell'8% le presenze turistiche nel nostro comune, quindi nei nostri esercizi. Una giovane coppia, da dove venite? Noi veniamo da Padova. Da Padova a Follina, come mai? Tramite amici comuni ci hanno detto di questa iniziativa interessante, amiamo il prosecco, amiamo il bere e quindi siamo venuti volentieri. È una serata, il tempo non permette bene, però è una serata fantastica. Da dove venite? San Giorgio in Bosco, vicino a Cittadella. Lei? Alta Padovana, quindi sì, tutti e quattro dalla zona di Cittadella, del cittadellese praticamente, San Giorgio in Bosco. All'ombra dell'abbazia si sta bene? Benissimo, è veramente un bellissimo posto, complimenti anche per gli organizzatori perché stiamo veramente bene. Peccato per la pioggia, però magari ci rinfresca visto che ci stiamo scaldando abbastanza. Proprio di questo territorio mi sono innamorata, di questo come di altri comuni qui limitrofi, perché soprattutto in questi ultimi 2 anni ho visto un cambio di marcia. L'amministrazione sta lavorando molto bene e lo possono dimostrare i dati anche sul turismo, sia dei dati del turismo diciamo locale che sono in linea con i dati provinciali.